progetto interdisciplinare POF 2007-2008, il caffè, costumi nazionali e internazionali di oggi e di sempre, organizzato dal professore Gaetano Bongiovanni, si è articolato in 2 fasi, la prima delle quali si è svolta il 20 febbraio presso la Sala Antonio Visetti. Il dibattito è stato inaugurato dal preside dell'Istituto Professionale Alberghiero per i Servizi Ristorativi e Turistici Federico II di Svevia, Santo Longo. I professori Tubolino, Bongiovanni e Vasquez hanno poi coordinato lo svolgimento dei lavori. Alla manifestazione hanno partecipato alcuni ospiti. Si tratta di Carmelo Maiorca, fiduciario Slow Food della Condotta di Siracusa, il quale ha relazionato su una particolare miscela di caffè del presidio Slow Food di Huehuetenango del Guatemala. Presente anche Luca Berluardo, titolare della torrefazione Bel Caffè di Modica, il quale ha relazionato su alcune tipologie di miscele di caffè, soffermandosi in particolar modo sui metodi di lavorazione e trasformazione del prodotto, dalla tostatura al confezionamento. Quindi Arturo Linguanti, presidente di Confesercenti Siracusa, ha parlato dell'importanza della commercializzazione del prodotto e dell'importanza della professionalità nella preparazione di un caffè al banco. Dopo i vari interventi degli ospiti, gli studenti della seconda E, Francesco Carpino, Gaetana Vaccarella e Chetti Lancia, assistiti dal professore Gaetano Bongiovanni, si sono esibiti nella preparazione di 3 tipi di caffè, quali il caffè marocchino, il cappuccino all'italiana e il cappuccino viennese. Il caffè marocchino si prepara con cioccolata calda, caffè espresso, crema di latte e polvere di cacao. Il procedimento prevede di versare nell'apposito bicchiere una parte di cioccolata calda, preparare un espresso e versarlo sopra la cioccolata, aggiungere la crema di latte ed infine una spolverata di cacao. Servire in bicchiere di vetro basso e svasato. Per il cappuccino all'italiana occorre latte, caffè espresso, cacao in polvere. Per il procedimento bisogna versare nell'apposita tazza il caffè espresso, aggiungendo il latte riscaldato con schiuma di latte. A richiesta del cliente spolverare con cacao in polvere. Servire in tazza grande da cappuccino. Il Gran Caffè viennese prevede latte, caffè, panna liquida e montata, scagliette di cioccolata, polvere di cacao. Il procedimento consiste nel versare il caffè espresso nella tazza da cappuccino, aggiungere il latte schiumato, un po' di panna liquida e terminare con dei ciuffi di panna montata, le scagliette di cioccolata e spolverata di cacao. Servire in tazza da cappuccino piccolo. Quindi gli alunni della seconda C, Giulia Carpino, Giuseppe Cerruto e Terry Giuliano, coordinati dagli insegnanti Sandro Intagliata, Giuseppe Calascibetta e Roberto Donzella, hanno presentato alcune tipologie di dolci: mousse al caffè, servita in cialda di cioccolato a forma di caffè, e ancora, di nuova tendenza, i dolci al bicchiere quale il tiramisù. Successivamente un dolce a base di ricotta e caffè, decorato con lingue di gatto e cioccolato. Ed ora diamo uno sguardo alle origini del caffè, la sua storia. La pianta del caffè è originaria dall'Etiopia, nella regione abissina di Kaffa. Il caffè giunse in Europa intorno al 600, ma gli arabi ne facevano uso da molti secoli. Crudo prima, torrefatto poi. In Italia l'uso di questa bevanda, che inizialmente era chiamata vino d'Arabia, si diffuse nel Settecento a partire da Venezia, dove nacquero i primi locali dove la si poteva gustare. Oggi il caffè è consumato quasi in tutto il mondo, tanto che l'economia di molti paesi dipende dalla sua esportazione. Esistono vari tipi di caffè. Il caffè è infatti una pianta tropicale che può raggiungere i 10 metri d'altezza, ma è mantenuta a 2-3 metri per agevolare la raccolta dei frutti. Molte sono le specie di piante del genere Coffea, ma solo 2 sono più usate per la produzione di caffè. Coffea arabica si ottiene un caffè migliore di qualità, con sapore meno amaro e più persistente. Ha una percentuale di caffeina dell'1,7%, è sensibile al caldo e all'umidità e cresce tra i 900 e i 2000 metri. Robusta produce un caffè di qualità inferiore, ha un aroma debole, un gusto amaro, talvolta astringente, cresce ad altezza di 200-600 metri sul livello del mare. In zone migliori per la gestione della produzione, resistendo meglio alle condizioni più sfavorevoli che non ne permetterebbero la produzione. Ma dove si produce il caffè?
La pianta cresce in paesi compresi tra il tropico del Cancro e del Capricorno. Trova il suo habitat naturale tra i 200 e i 1200 metri d'altitudine, con temperature variabili da 15 a 25 gradi in un clima caldo-umido. La produzione è ripartita in 3 zone geografiche: America centrale e del Sud, Brasile seguito dalla Colombia, poi El Salvador, Guatemala e Messico, Africa centrale, Angola, Costa d'Avorio, Etiopia e Uganda, Asia, Indonesia e India. Il frutto del caffè è una drupa o ciliegia che al momento della maturazione è di colore rosso. All'interno si trova la polpa e i 2 semi avvolti da una pellicola protettiva chiamata pergamino. Sotto il pergamino si trova un'altra pellicola sottile, la pellicola argentea. Oggi il frutto contiene 2 semi, ma talvolta se ne trova uno solo. Caffè perla. La raccolta avviene tramite picking. Gli uomini passano cioè più volte nelle piantagioni raccogliendo solo le bacche mature e sane. E lo stripping: si tolgono tutti con le mani, raschiando dall'interno verso l'esterno. I frutti cadono e vengono poi raccolti. Dopo la raccolta è importante estrarre in pochi giorni i chicchi dal frutto. Si può quindi operare con il trattamento a secco o in umido. Trattamento a secco. I frutti sono fatti essiccare stendendoli al sole, muovendoli più volte per evitare eventuali fermentazioni. Quando la polpa è secca, si fanno passare le bacche in una macchina decorticatrice che spezza la buccia e il pergamino e libera i chicchi. Poi, tramite setacci, si preparano i chicchi da buccia e polpa e si dividono per grandezza. Il caffè, così prodotto, prende il nome di non lavato. Il trattamento in umido. I frutti passano attraverso macchine spolpatrici che in un flusso continuo di acqua rompono buccia e polpa, liberando i semi. Questi, ancora ricoperti da mucillagine di polpa e pergamino, sono fatti fermentare in vasche con acqua per 1 o 3 giorni, in modo che la mucillagine si decomponga. I chicchi sono lavati dentro piccoli canali, poi passate in apposite macchine decorticatrici che spezzano il duro pergamino senza danneggiare i chicchi. Il caffè così ottenuto si chiama lavato. Dopo questi passaggi, il caffè verde è spedito in sacchi di juta verso i paesi importatori. Poiché il sistema di raccolta a stripping è sempre più diffuso, per avere un prodotto di qualità è opportuno separare i chicchi non al giusto grado di maturazione e quelli rovinati o fermentati dagli altri. Per far ciò i chicchi sono selezionati da apposite macchine. Questa operazione è svolta in alcuni casi da alcuni paesi produttori, più spesso dalle migliori aziende torrefattrici. La miscelazione è impiegata in molti prodotti perché il ciclo produttivo naturale non dà mai prodotti con caratteristiche identiche. Questa operazione può avvenire prima o dopo la torrefazione. Miscelando prima si ottiene un prodotto più omogeneo per gusto e profumi. Miscelando dopo si può regolare meglio la tostatura delle varie partite in base alle dimensioni e varietà del caffè. Dopo la miscelazione il caffè è pronto per essere torrefatto ad una temperatura di circa 200-230 gradi per 10-15 minuti. La tostatura provoca importanti modifiche al chicco che cala di peso, aumenta di volume, diventa friabile, prende un colore bruno e sviluppa al proprio interno molti componenti aromatici volatili. Il grado di tostatura varia da paese a paese. In Italia la tostatura è effettuata con temperature e tempi più elevati. Nei paesi che gradiscono un gusto più leggero, il grado di torrefazione è inferiore. Dopo questa fase il caffè è velocemente raffreddato con getti d'aria fredda o acqua per evitare i surriscaldamenti dovuti anche ai fenomeni chimici che si verificano all'interno dei singoli chicchi. Il caffè verde si conserva a lungo senza problemi, ma dopo essere stato torrefatto le sue caratteristiche gustative e aromatiche durano pochi mesi. Se lasciato aperto, il caffè tostato perde gran parte delle sue qualità in 15 giorni. Una volta torrefatto, il caffè è subito confezionato per conservare la sua qualità più a lungo. I chicchi di caffè tostati sprigionano però gas derivanti dalla combustione, dei quali le tecniche di confezionamento devono tener conto per evitare che i contenitori scoppino. Per confezionare il caffè si utilizzano 4 tipi di metodi. Con chiusura ermetica, si tratta di sacchetti di caffè in grani senza nessuna valvola. Si possono notare nella confezione dei piccoli fori che permettono ai gas di uscire, ma all'aria di entrare.
Sottovuoto. Si crea il sottovuoto nel contenitore e si inserisce una piccola valvola unidirezionale che fa uscire gas ma impedisce all'aria di entrare. Sottovuoto spinto. In questo metodo viene tolta l'aria ai sacchetti. Oltre all'aria si aspira gran parte delle sostanze aromatiche volatili che si sprigionano dai chicchi. Pressurizzazione. Il caffè è confezionato in contenitori metallici a tenuta stagna molto resistenti, immettendo gas inerti con una bassa pressione. Una valvola di sicurezza elimina eventuali eccessi di pressione dovuta ai gas sprigionati dal caffè. La seconda ed ultima fase del progetto interdisciplinare POF 2007-2008 Il caffè, costumi nazionali ed internazionali di oggi e di sempre, si è svolta il 6 marzo sempre presso la sala Antonio Visetti. Alla realizzazione del progetto preziosa è stata la collaborazione del personale ATA, al quale va un grande ringraziamento. Durante l'ultima fase della manifestazione, la giuria, presieduta dal primo maître del Grand Hotel Villa Politi, Sergio Manenti, e composta dai professori Davide Pinasco, Riccardo Scalia e Vincenzo Moncada, hanno premiato gli studenti del biennio alberghiero che hanno partecipato ad una gara di preparazione di bevande a base di caffè, cappuccino all'italiana, cappuccino viennese e caffè marocchino. A conquistare il podio sono stati gli alunni Desiree Giaccotto della seconda B, prima classificata, Roberta Montalto della seconda A, seconda classificata, Mirko Rosapinta della seconda E e Rosi Salemi della seconda G, terzi classificati pari merito. Il presidente della giuria, a conclusione della gara, ha consegnato loro le targhe ricordo e gli attestati di partecipazione. Un premio al caffè speciale è stato assegnato all'alunno Alessandro Puglisi della seconda C. Al termine della premiazione sono stati degustati i prodotti preparati dagli alunni del biennio alberghiero, dalle più svariate preparazioni di bevande a base di caffè e dolci al bicchiere, sempre come ingrediente principale il caffè. Lo scopo di questa manifestazione, ha sottolineato il professore Bongiovanni, è quello di preparare gli alunni dell'alberghiero ad immettersi nel mondo del lavoro, acquisendo quanto più possibile competenze tecniche e pratiche utili per la loro professione. La manifestazione ha avuto ampia risonanza nazionale ed internazionale con rilevanza in TV locali e satellitari, per cui vi auguro una buona visione. Presentato presso l'Istituto Professionale Alberghiero di Siracusa il progetto Il caffè, costumi nazionali e internazionali di oggi e di sempre, giunto alla seconda edizione. Lo scopo di questo progetto è quello di cercare di sensibilizzare i ragazzi nella professionalità e quindi di metterli nel mondo del lavoro con le conoscenze, le competenze tecniche in riferimento a questa professione. Questo è un progetto interdisciplinare che prevede non soltanto le materie tecnico-pratiche ma anche tutte le altre materie curricolari, quindi devono avere anche le conoscenze tecniche conoscitive per quanto riguarda anche le norme di scienze degli alimenti e via dicendo. Si spera che questa è già giunta alla seconda edizione, si prevede di continuare questa manifestazione anche negli anni a seguire e oggi abbiamo avuto come ospiti che hanno accettato il nostro invito alcune delegazioni dell'Hotel de Saint-Jean Miramare di Siracusa, Grand Hotel Villa Politi di Siracusa, il presidente della Confesercenti Arturo Linguanti e molti altri ospiti. Hanno curato il dibattito di questa manifestazione Carmelo Maiorca, giornalista enogastronomico di Slow Food, che ha curato un particolare miscela di caffè, di un presidio di particolare miscela di caffè del Guatemala. Inoltre c'è stata anche la partecipazione del torrefattore di Modica, Belluardo Luca, che ci ha dato alcune delucidazioni in merito a quali sono le varie fasi di produzione del caffè fino ad arrivare alla commercializzazione.